Gianluca, cosa ne dici? Assolutamente d'accordo, si deve prendere come viene. Altrimenti che problematiche ti può dare? Un po' di depressione? Ecco, molta visto, depressione. ci siamo agganciati. Ci siamo agganciati molto bene. Ah, sei bravo, Ma se uno volesse fare un contratto, cioè nel trapasso vuole essere sicuro di avere un'assicurazione sulla vita. No, un'assicurazione sulla morte. Sulla comunicazione, cioè voglio trapassare bene, cioè voglio che dopo il mio trapasso ci sia un canale agevolato di comunicazione con le persone care. Si può fare un contratto con un operatore, non so, la Omnitel della situazione? Abbiamo l'esperta, abbiamo Claudia che si occupa di fantasmi. Claudia. Oggi mi occupo di fantasmi. Sì, chi ha in previsione di via breve di morire potrebbe chiedere ai parenti di trattarlo bene o di fare delle messe in suo favore o di dire delle preghiere. Il problema è che non sempre i parenti sono così solerti nel ricordare il defunto. Il defunto però ha un'arma a suo favore, può tornare a disturbare notevolmente la vita di chi non rispetta le promesse. Un po' come i Ravanelli. Esattamente. I peperoni si ripropongono. I peperoni, e sono pericolosi quando tornano, anche loro. Anche i peperoni. Non ci dormi la notte come i fantasmi. Come i fantasmi, alle 2 del mattino mi svegliano tutte le notti. Ed hanno un aspetto simile a quello che avevano in vita, esattamente come i Ravanelli e i peperoni. Anche i fantasmi quando tornano, chi riesce a vederli li vede esattamente come da vivi apparivano, quindi normalmente col vestito migliore, il vestito del matrimonio per intenderci, venivano sepolti con quell'abito e non si è sposato? Col vestito migliore che aveva, quello che andava meglio, quello peraltro col quale veniva sepolto, sostanzialmente questo era il concetto. Quindi era difficilissimo per chi incontrava la notte un fantasma, un'anima dannata, sapere se quell'anima era effettivamente un'anima o era un individuo che passeggiava di notte. Questo è un grosso problema, perché incontrare i defunti, incontrare le anime dei defunti è pericoloso. Non sono violenti nel senso che volontariamente fanno del male, o non sempre, però possono far del male. Il contatto con un'anima del defunto, io che magari non riesco a vederla, mi procura prima di tutto freddo e sostanzialmente la tradizione sarda ci dice che mi procura dei lividi. Quindi se io passo in un luogo e immediatamente mi trovo lividata, passatemi questo termine, è probabile che io abbia incontrato un'anima dannata, un'anima che vaga per la Sardegna, perché l'abbiamo detto, restano nella Sardegna, nella terra. Che altri problemi mi può dare questo genere di incontro? Beh, mi può dare tantissimi problemi. Satsikiru è uno dei problemi più forti. Ecco, quando adesso parliamo di Satsikiru pensiamo che è uno spavento, mi cade un bicchiere, mi spavento. No, Satsikiru in Sardegna è una cosa ben più pericolosa. Satsikiru crea demenza, crea febbri altissime, crea pazzia, può portare addirittura alla morte. Quindi incontrare un'anima dannata e non saperlo mi può portare a questa condizione di azzicau. Come si guarisce? Attraverso le fumigazioni, una cura tradizionale che si chiama saffumentu, è una cosa molto particolare, è una cura tradizionale che portano avanti donne esperte, ritornando sempre a questo discorso. Quindi non è nei farmaci generici? No, non credo che sia mutuabile. Questo, penso che questo si paghi. Volevo sapere quindi questo. ticket non vale, no, in questo caso. Ticket to Ride cantavano esattamente. Quindi diversi problemi molto grossi, tra cui l'epilessia, che è un male estremamente sentito nella tradizione sarda, si cura in maniere molto particolari, e spesso e volentieri l'epiletico si dice che abbia avuto un contatto non mediato con l'anima del defunto. Fratture che non guariscono presto. Perché non guariscono presto nei tempi naturali? Perché probabilmente tu hai inciampato nell'anima di un defunto e non lo sapevi. Ma quali sono le anime dei defunti? Come possiamo dividere queste anime dei defunti? Anime di bambini morti senza battesimo. Questa non è una tradizione propriamente sarda, quanto piuttosto una tradizione cristiana cattolica. Chi muore senza battesimo non può andare in paradiso, anche se non ha mai peccato, e quindi questi bambini vivono in questo purgatorio che effettivamente vivono nella terra a tutti gli effetti. Come si concretizza la presenza di queste anime di bambini? Quando soffia un vento molto forte, o meglio, quando soffiava un vento molto forte, le mamme che sapevano di avere un'anima di questo genere nei dintorni, cosa facevano? Aprivano l'uscio, buttavano fuori un carbone ardente e del pane. Immediatamente dopo oh mamma Satsikiru. Satsikiru. Ti ho fatto un esempio di Azzicchiru. Immediatamente dopo il vento finiva. Perché finiva? Perché le anime dei bambini
No, non mi fido più di voi. Spieghiamo per i non udenti. In cuffia i nostri ospiti hanno sentito un devi morire e quindi automaticamente Satsiku è scattato immediatamente dopo. Quindi le mamme in un certo qual senso sfamavano e riscaldavano queste anime di bambini che non parlavano, soffiavano perché si parlava di vento. Perché non parlavano? Perché il bambino morto e ancora non aveva ricevuto il battesimo probabilmente non aveva nemmeno imparato a parlare, quindi soffiavano. Che altre anime ci sono in Sardegna? I carri della morte, i carri delle streghe. Sostanzialmente si racconta che quando si sentiva di notte un carro particolarmente rumoroso, era probabile che ci fosse fuori di casa il carro della morte, il carro delle streghe. Che cosa ci voleva dire questo carro? È bene non sentirlo mai perché è un presagio di morte. Probabilmente chi lo sente se non l'abbiamo mai sentito, chi lo sente o i familiari della persona avranno un lutto in famiglia di lì a breve. Quel che conta ricordare è che purtroppo i presagi di morte portati dalle anime dei defunti sono vincolanti. Non c'è una parola magica, non c'è un rituale, non c'è niente di niente che ci possa salvare. Una delle tipologie di fantasmi più gettonate in Sardegna è Sarregula, o per dirla in italiano, la schiera delle anime dannate. Ne avrete sentito parlare quasi sicuramente. Mai. Perfetto, adesso ti dico di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di anime dei defunti che girano di notte in compagnia, quindi in gruppo. Cosa fanno nel paese? Fanno una cricca. Fanno una cricca e fanno anche delle danze, peraltro, quindi hanno anche degli aspetti particolari da esaminare. Si divertono parecchio. Quando incontrano un uomo sì, un uomo vivo sì. Allora, gavettoni non ne arrivano. No, lo invitano a ballare e se l'uomo accetta, immaginati. Morirà. Senti, siccome io abito vicino a Camposanto, non è che... Ma va. Cambiamo argomento. No, stanotte la vedo proprio grigia. Vicino ai Campisanti puoi trovare praticamente la via adiacente, quindi ce la vedo proprio. Allora magari la cuffia abbassiamo il volume. Gianluca ti vuol fare una domanda. Vai, certo, Gianluca. Molto molto personale. Certo. Come ti ho già anticipato, pur avendo letto e venendo anche da un paese in cui si crede ai fantasmi, alle streghe, Villa Cidro, sono originario di Villa Cidro, io non ho mai creduto. Però nell'anno 2003, quando io avevo iniziato a fare l'accompagnatore turistico, sì, in un incidente stradale mi è morta una ragazza che amavo tra le braccia, Denise. Non porto iella dopo tutto quello che mi è successo sulle strade. Però. Chiaramente è una cosa che mi ha colpito e mi ha segnato e mi ha fatto prendere delle decisioni drastiche della mia esistenza. Ed ho anche qualcosa del genere, poi l'ho scritto anche un pochino nel romanzo del 2007, L'anarchia di Borotalco. Sto parlando di una cosa seria, ma sento delle voci. Senti delle voci? E se vedi anche delle luci, senti Carri? Hai sentito Carri? No, sì. Carri no. Carri no. Mi raccomando. Praticamente l'amavo tantissimo, mi è morta tra le braccia. Ora non sto a descrivervi la dinamica perché ci vorrebbe solo un romanzo per questo. Ad ogni modo, io sono anche CSI ci vorrebbe. Direi di sì, anche perché poi io sono cresciuto, mi sono successe tante cose. Poi il 7 agosto del 2009 sono stato investito in via Alghero e stavo morendo a causa di una signora distratta alla guida. È stata dura. Sappiate che io ho fatto dopo i 21 giorni di coma, 1 mese e mezzo di neuroreabilitazione, poi 1 anno e mezzo di terapie varie, piano piano mi sono ripreso. Però è successa una cosa molto particolare. Voi direte, ma perché cacchio ci racconti questo? Beh, lo racconto perché mi lego. Per un anno io... No, niente. No, per un anno io non ricordavo i sogni, che tutti ricordiamo. Poi d'improvviso, per 1 settimana, ho sognato tutte le notti. Io tuttora non ricordo i sogni. Sogniamo, ma io non li ricordo. Per 1 settimana, dopo 1 anno dall'incidente, io ho sognato solo ed esclusivamente Denise. E io, per le mie conoscenze orientali, non credo ai fantasmi, ma credo nella dimensione spirituale. Questa vita, in un certo senso, parallela delle nostre anime, sì. Un po', chiamiamola come vogliamo. E in un certo senso poi, dopo l'incidente, io mi sono ripreso e c'è stato anche, incredibilmente, considerando che
quasi 3 anni fa ero praticamente morto, c'è stata un'evoluzione incredibile anche a livello letterario, quindi le collaborazioni all'estero, cioè da morto a qualcosa in più anche a livello letterario. Sappi che la Sardegna, secondo la tradizione sarda, con i morti, quindi con le anime, c'è la possibilità di entrare in contatto in maniera preferenziale con i sogni, nel sonno. Perfetto. Allora questo io pur essendo ancora scettico sulla cosa, però ci sto ragionando tanto, ma è che questo mio evoluzione, questo mio resistere ai danni fisici permanenti che ho a vita, ma che ci sia Denise che da lì mi stia aiutando? Questo immagino che lo sappia solo tu, però è possibile. È possibile. È possibile. Ognuno ha i propri punti di vista. Io quel che ti posso dire è che ho sentito diversi racconti, sono molto suggestivi, però poi la verità ognuno la trova in sé. Questo è il concetto importante. Per alcune cose si deve avere fede, e chi ha fede, a mio parere, è molto fortunato, perché ha la convinzione di poter rivedere i propri defunti in un modo o in un altro, di poterli richiamare. Claudia, siamo arrivati alla fine. È stato un del piacere. Racconto. È stato un piacere. Ci vediamo la settimana prossima. Assolutamente sì. Grazie Claudia. Claudia Grazie a Zedda. voi.